sono Paola Marongiu e sono una delle titolari del caseificio Marongiu di Ovodda. Oltre al caseificio abbiamo anche l'azienda agricola. La mia azienda è nata inizialmente come un'azienda agricola perché mio padre è sempre stato pastore, poi sempre di sua idea ha deciso di realizzare un caseificio. Siamo una piccola realtà ma che comunque ci dà tante soddisfazioni. Mandare avanti un'azienda come la nostra in un posto come il nostro non è molto facile, anzi ci sono tante difficoltà perché comunque ci troviamo in una zona di montagna dove lo spopolamento comunque è in continua crescita e comunque anche per poterla mandare avanti, per poter vendere il nostro prodotto ti devi anche un po' muovere tu. Infatti noi facciamo ogni santissimo giorno le consegne nei vari punti vendita, soprattutto perché anche per vendere anche il prodotto fresco come la ricotta e come ho detto prima su Azau, e nel mentre riusciamo a vendere anche i formaggi. Noi abbiamo usufruito degli investimenti del GAL, ci sono stati molto d'aiuto perché avevamo bisogno di una mano per poter comprare un furgone frigo nuovo e una macchina del sottovuoto per facilitarci il lavoro. Le soddisfazioni maggiori sono soprattutto quando ti senti dire che comunque il prodotto è un prodotto buono, un prodotto valido, un prodotto che viene comunque apprezzato perché essendo un mini caseificio che comunque la lavorazione non è più fatta come si faceva una volta, ma come vedete noi abbiamo i macchinari industriali e comunque tiene sempre il gusto della tradizione. Per me è importante mandare avanti questa azienda prima di tutto perché abbiamo fatto tanti sacrifici per poterla realizzare, per poter essere anche dove siamo arrivati, c'è stato tanto lavoro dietro e anche perché avendo iniziato questo lavoro anche con mio fratello che purtroppo non c'è più, io sento sempre che lo devo fare con tutte le mie forze e quindi per forza di cosa devo avere proprio la forza e la voglia di mandare avanti questa azienda per vederla sempre di più realizzata.